Agosto, il mese più caldo, il mese delle ferie, il mese dove sempre più spesso l'anziano si trova da solo anche se alle sue spalle esiste una rete familiare. Sul territorio dell'Usla Ottoberica il 21% della popolazione è ultra 65enne, praticamente una persona su 5. Anziani che hanno bisogno di assistenza perché con il caldo, la solitudine si acuiscono i problemi, gli acciacchi, le malattie croniche e degenerative. L'Usla con la regione Veneto cerca di venire in aiuto a questa parte consistente della popolazione. Tra i servizi offerti quello del telesoccorso. Viene dato attraverso la linea fissa del telefono un computerino da mettere al collo, basta schiacciare il bottone e l'anziano in difficoltà viene contattato da un operatore che è formato, quindi sa che domande fare e sa che soccorsi attivare all'occorrenza. Un servizio gratuito richiedibile direttamente al proprio distretto sanitario. Attualmente ce ne sono ancora 800 disponibili. Se poi manca la rete familiare sono messe a disposizione delle telefonate giornaliere per verificare lo stato dell'anziano. Operatori che in caso di necessità allertano i servizi sanitari o il pronto soccorso. Non solo, esiste da anni anche un altro servizio, quello definito di posti di sollievo in casa di riposo. Anche qui basta farne richiesta in distretto attraverso il pronto soccorso. Quando ci sono situazioni di difficoltà abbiamo a disposizione dei posti temporanei, ovviamente 1 mese, 2 mesi, in case di riposo, per dare sollievo alle famiglie, soprattutto affinché si organizzino magari per poi fare rientrare la persona a domicilio. Tra l'altro in questo momento siamo già pieni, cioè sono le case di riposo che sono praticamente al completo. Io abito in una struttura protetta all'Istituto Proti qui di Vicenza, dove sicuramente come assistenza è meravigliosa. Noi ci aiutiamo sul sociale e la mattina presto io ho 2 o 3 signore, vado a prendere le spese e le aiuto, perché purtroppo le badanti sono in vacanza, i nipoti sono in vacanza.